Eh sì, è proprio come dici tu, è veloce, sì, vero? Troppo veloce, mi ha detto. Io ho appena finito di fare la mia ultima polizzetta, sono in pace con me stesso. Ora 19.05, meno 5. E allora parte il momento della paglia con lo zio Frank. E tu sei contento? Io, io ho fatto un po' di fatturato, ho fatto un pranzo con il fisico nazionale e con il Zampieri nazionale, stavo in mezzo a Manici, fenomeni, la passione irrazionale, quella del bambino, con i campioni, campioncino e campioncione. Io invece oggi sono un po'. È un po' veloce, hai ragione. Che c'hai? Sono un po' malinconico, triste. Perché ti ho aperto la finestra? No, Io l'ho aperta, perché Frank, perché capisci che 20 minuti, no? voglio su questo video. È 20 minuti che è possibile, non è normale, no? No, In altri 6 mesi ti vorrei. non ti preoccupare. Te vorrei vedere. Durerà poco. Io ti ho commissionato 50 Durerà poco. 50 video dopo. Allora fammi salutare la compagna della mia vita per tantissimi anni. Ti sta separando? Mi ha dato momenti di felicità, compagnia nella solitudine, Bello. antistress. Ogni volta che l'accarezzavo mi sentivo diverso. Sta parlando della mignotta. Sì, è una gran mignotta, è vero, è una mignotta. Però T'ha tradito. è una mignotta che ti dà l'aria, che ancora sento il profumo e lo sentirò per sé. Non so se potrò dimenticare. Dura tanto sta barzelletta? Cara Valia, io oggi ti saluto. Sì. E per chi? Questo è come per dire che io chi- smetto di andare a pranzo fuori. È questa, No, vabbè, Frank. hai capito? Guarda, L'elettronica. Che tristezza. Che amarezza. sarà pure più bella esteticamente, sicuramente. Ma dove ti sei comprato l'elettronica, zio Frank? Che disagio. Questo è il video più squallido come fatto in vita mia. Mi ha detto, fammi un video. Ma mi ha chiesto. Io ho detto, fammi un video. Non è preparato, forse lui era pronto. Non fammi video in mezzo alla strada del giornalai preparati dalla sera prima. Però voleva dire qualcosa. Sai che? Volevo dare un addio Sì! pubblico Ma a poi- lei. A lei. Allora, questo video ha un nome. Si chiama La presa per culo. La paglia con lo zio Frank, episodio 8, la grande presa per culo, come quando io faccio i video sulla Silvetta. Sei inguardabile, zio Frank. Sei inguardabile. Eccola, hanno pure citofonato. E secondo me sto male. È talmente impensabile che alle 7 suoni nell'ufficio. Ma posso dire una cosa? Guarda, questa cosa qui. Ma vaffanculo, va! No, ma no, oh, forza ragazzi, 50 puntate, poi te ne dico, la 50esima te ne dico. Allora, ti posso Vai. dire, zio Frank, che siamo lunghi? La finestra è chiusa, schiudiamo la finestra perché se devi chiudere. Io ce la faccio più. Io. Liberatemi dallo zio Frank. Viva la vita! Viva la vita tutta la vita. Non tradire mai la paglia, perché la paglia è la paglia. E la fregna è fregna che legna. Però diciamo anche che più utopia la tua paglia lasciata o la mia sacca della palestra lì pronta, preparata. La e sacca mai usata. della palestra E qua è chiudiamo. presa per il culo E per questo il lo dici mondo tu. intero. E questo lo stai dicendo tu. Per il mondo intero. E tu ti stai prendendo è la un'offesa all'intelligenza umana e non accetto questa. Secondo Non me l'accetto. Non 52 più 43 fa quasi sempre 95. Sono meno di 100. All'anagrafe sono 36. Viva la Quindi vita, ragazzi. l'anagrafe relativa. L'avete Viva visto? life. Avete visto ora? Abbiamo passato 4 ore insieme, è una specie di Io penso che da live. mercoledì oppure ci saranno molti meno video. Però è una scelta sua. Viva la